In Serie C maschile c'è una squadra che occupa una posizione stabile da 4 stagioni. Parliamo dell'Area Stampi Tencarola, la società maschile del comune di Selvazzano Dentro, che anche quest'anno punta a mantenere la categoria. La società all'inizio dell'anno era di fare il meglio possibile salvezza a metà classifica, meglio dell'anno scorso si diceva. Poi abbiamo visto che i mezzi sono molto alti, c'è persone valide, è un buon gruppo e quindi si cerca di fare il meglio possibile, più alti si arriva meglio è. In realtà il Tencarola non è una squadra da mera salvezza, ma almeno da metà classifica. L'obiettivo della società è, rispetto anche all'anno scorso, sempre quello di far meglio. Abbiamo anche, oltre ad aver cambiato l'organico, abbiamo anche aumentato lo staff tecnico che ci segue, per cui il Volley Tencarola cerca sempre di far meglio anche dal punto di vista organizzativo della società. Una novità in organico societario è il direttore sportivo, carica ricoperta dall'esperto Lucio Schiavon. Sì, il primo tassello è stato il nuovo allenatore, ovviamente, che è un giovane, ma già Enrico Zoppello, giovane ma già con un'esperienza di buon livello, e dopo di lui abbiamo cercato di allestire una squadra che fosse un giusto mix tra personaggi, giocatori che avevano già un passato e con certe garanzie, dei giovani e un altro gruppo né giovani né vecchi, ma che però potevano avere ancora margini di miglioramento. Il nuovo tecnico, Enrico Zoppello, sintetizza così l'obiettivo stagionale. L'obiettivo di quest'anno è posizionarci nelle prime 5 posizioni del campionato. Abbiamo un organico di tutto rispetto. Ho sottolineato che la prima parte di stagione è stata contraddistinta da una grossa sfortuna e molte defezioni a livello fisico hanno contraddistinto appunto le prestazioni dei nostri atleti, ma siamo fiduciosi nel futuro, aspettiamo che questa pausa porti un po' di fortuna col nuovo anno. In realtà, secondo Zoppello, il Tencarola alla peggio non dovrebbe scendere sotto la sesta e settima posizione. Ma ci sono due strade, la strada che è contraddistinta dalla sofferenza e che ci ha portati avanti fino ad ora e sulla quale possiamo posizionarci sesto o settimo posto. Se invece le cose prendono una piega migliore non dobbiamo soffrire per elementi fisici abbastanza diffusi nelle prime parti di stagione, io credo fermamente che questo gruppo possa ambire al quarto o quinto posto. L'Area Stampi Tencarola viaggia ora in quinta posizione. Per il presidente Sinigaglia è tempo di progettare un futuro diverso. Noi quest'anno abbiamo cambiato 7 atleti su 12, quindi tante volte si vede anche questi problemi che nascono dai ragazzi che non si conoscono ancora e quindi è difficile mantenere gli obiettivi. Però l'obiettivo nostro è quello di arrivare subito dietro alle prime. Insomma. A Selvazzano, comune dove opera la Pallavolo Tencarola, ci sono ben 5 società di pallavolo, anche se le altre sono votate al femminile. Sì, fare il femminile è leggermente più facile per i numeri. Fare maschile è sempre più difficile. Noi qui a Selvazzano come impianti non siamo proprio coperti al massimo, però insomma almeno gli impianti sportivi Cerone sono abbastanza accoglienti, sono grandi. E da quest'anno c'è la B2 del Medo Acus, quindi dobbiamo dividerci gli spazi con loro, però questo porta anche maggiore interesse per la pallavolo, soprattutto qui all'interno di questo impianto. Come dicevo prima, dopo 4 anni di Serie C non è detto, anzi non mi dispiacerebbe, non è che non è detto, non mi dispiacerebbe magari nei prossimi anni vedere di tentare di fare una promozione in B2 e vedere, provare anche per noi.